Il nero Mario Balotelli o il santo nero vincerà la passione per la nazionale o la fede per San Calogero? Interrogativi di non poco conto che agitano devoti e tifosi alla vigilia della prima domenica dei festeggiamenti in onore di San Calogero, che coincide anche con la finalissima degli europei di calcio tra Italia e Spagna. In realtà non è una novità, già in passato il problema si era riproposto, nel 1982, nel 94 e nel 2006, in occasione delle tre finalissime dei campionati del mondo, due vinte ed una persa dalla nostra nazionale e nel 2000 per la finale degli europei, persa dagli azzurri. E in quelle occasioni, come per domani, è stata trovata una soluzione di compromesso. Il simulacro partirà dalla Dolorata intorno alle 20:30. Il camion bardato con la statua sfilerà per la via Atenea e giungerà al Viale della Vittoria. Qui rimarrà in stand-by fino alla fine della partita degli azzurri, sperando che non si vada per le lunghe con tempi supplementari e rigori, per dare modo a tutti i fedeli di seguire l'incontro di Kiev attraverso il maxischermo. Poi tutto tornerà alla normalità e il rientro del simulacro dovrebbe avvenire intorno alla mezzanotte, al suono dei tradizionali e pirotecnici fuochi di artificio. Ma al di là di questo particolare, fede e tradizione, religione e paganesimo animeranno anche quest'anno la festa per eccellenza degli agrigentini, quella a San Calogero, il Santo Nero, il Santo dei Miracoli. Una festa di popolo, un atto di amore nei confronti del santo che salvò la città dalla peste, un omaggio, una devozione che non conosce limiti ed età. Da secoli è così, con un programma di iniziative che praticamente è sempre lo stesso. Domani, prima domenica di luglio, è il via ufficiale alle iniziative religiose legate al santo venerato degli agrigentini, con la tradizionale alborata, lo sparo dei mortaretti alle 7 del mattino, quasi a svegliare gli agrigentini. Alle 9 la messa nel simulacro officiata dall'arcivescovo Monsignor Francesco Montenegro e a mezzogiorno, come vuole la tradizione, nella prima domenica della festa, l'uscita del simulacro sotto un fitto lancio di pane e bigliettini contenenti le richieste di grazia. Il santo è portato a spalla dai devoti, riuniti da anni nell'associazione Portatori, lungo il tradizionale percorso che dalla via Atenea si snoda per la salita Porcello, Santo Spirito, toccando il cuore del centro storico cittadino, quello maggiormente più legato al santo, per concludersi alla Dolorata. Poi la sistemazione della statua sul carro trionfale e il ritorno in serata nel santuario accompagnato dalla banda e dal fuoco dei giochi pirotecnici. Un rientro si spera gioioso con San Calogero che avrà fatto il miracolo pure della vittoria della nazionale di Prandelli.